Si vuole fare una soluzione definitiva, cioè una soluzione che metta ordine rispetto all'insieme di prescrizioni che erano state date a partire dall'anno scorso e che definisca paletti chiari entro i quali l'imprenditore può esercitare la sua attività a Padova, in modo che ci sia una certezza delle regole che è a beneficio di tutti. Da Palazzo Moroni è tutto pronto, la volontà di fare sintesi con esercenti e sovrintendenza per concludere l'accordo entro febbraio è forte. La tregua stabilita dal TAR per trovare una giusta misura che accontenti tutti sta per scadere, ma traspare ottimismo. Noi avevamo preso un impegno molto preciso dopo l'incontro del 20 gennaio assieme alle associazioni di categoria, avevamo detto entro 15 giorni, quindi in tempi molto rapidi, avremmo presentato già una bozza di accordo. Il 3 febbraio l'abbiamo trasmessa alla soprintendenza a dimostrazione che c'è tutta la piena volontà di arrivare velocemente alla definizione di queste regole quadro che sono necessarie per avviare la nuova stagione. Insomma, il bel tempo fra un po' arriverà con delle regole chiare che superino le difficoltà rispetto alle imposizioni che la soprintendenza aveva dato a partire dall'anno scorso. La Giunta è consapevole delle esigenze sia degli esercenti che della città stessa, una città d'arte delicata che sul turismo punta molto del suo fatturato. La soluzione a quello che è sempre più un gioco di incastri sembra però vicina. Auspichiamo una risoluzione rapida della vicenda, però è chiaro che bisogna trovare un punto di incontro, di accordo sui contenuti di questa intesa e quindi non posso chiaramente metterci la mano sul fuoco. Quello che posso dire è che da parte nostra come comune facciamo il massimo possibile per arrivare velocemente a una soluzione e che sia una soluzione che tiene bene in equilibrio le esigenze della soprintendenza con quelle dei nostri esercenti.